Campo principale Ferrara per Spal Novara, Emanuele Dotto. Bella serata a Ferrara, dove allo stadio Paolo Mazza la Spal prova a ripartire dopo le due sconfitte con Frosinone ed Avellino che hanno fatto andare di traverso la salama da sugo ai tifosi spallini. Arbitra il signor Pezzuto della sezione di Lecce. La società polisportiva Aras Labor giocherà con Meret, Gasparetto, Vicari, Gianni, Lazzari, Schiattarella, Castagnetti, Mora, Costa, Floccari e Antenucci. La replica del Novara: Da Costa, Tröst, Mantovani, Chiosa, Dickman, Orlandi, Casarini, Calderoni. Al trequartista e Bolzoni gli attaccanti sono Lukanovic e Galabinov. Le squadre debbono ancora fare il loro ingresso in campo. Stadio gremito nella parte aperta perché tanto la gradinata opposta alla tribuna centrale è inagibile e così anche la gradinata alla nostra destra. Serata magnifica, illuminazione ottima, terreno pare in discrete condizioni anche perché è parzialmente sintetico. Per il momento dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara è tutto, a te la linea. A Ferrara il 20° di gara, 0-0 punteggio fra Spal e Novara. C'è stata al 18° minuto l'azione più pericolosa della formazione spallina, grande chiusura di Chiosa del Novara che ha salvato il gol su Antenucci. Ancora Antenucci pericoloso, Floccari in area di rigore, Floccari, il tiro, la palla sfiora al palo. Vicinissima la formazione di casa al vantaggio. Siamo adesso al 20° minuto, 10° secondo. Spal 0, Novara 0, la linea Verona. 34° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio. Al 30° passaggio all'indietro da 40 metri di Chiosa al proprio portiere Da Costa, che per poco non veniva superato da questo tentativo abbastanza goffo del difensore centrale della formazione novarese. Al 32° Floccari per la Spal è andato vicinissimo al gol, il suo colpo di testa ha sfiorato il palo alla destra di Da Costa. Attacca Schiattarella, va sul fondo il cross, guadagna soltanto un calcio d'angolo, no, è fallo di fondo. Restano 1-1 i corner, 0-0 il punteggio fra Spal e Novara, linea Verona. Zennaro. La linea può andare a Ferrara. Grazie, qui a Ferrara siamo nel recupero, si giocherà sino al 47° e il 46°, ma al 44° il Novara è andato vicinissimo al gol con una gran conclusione del difensore Casarini dal limite dell'area di rigore. Ci è voluto un miracolo del portiere friulano della Spal, Meret, che ha salvato la sua squadra deviando di pugno in calcio d'angolo. Meglio il Novara che la Spal, una Spal dal braccino corto che non riesce a impensierire la difesa imperniata su Tröst, Mantovani e Casarini, autore del punto del tiro che poteva realizzare il gol del vantaggio del Novara. Finisce il primo tempo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal 0, Novara 0, linea Verona. Spal Novara. A Ferrara siamo giunti al 9° minuto del secondo tempo, situazione invariata sempre 0-0 fra Spal e Novara, una partita combattuta anche se le rispettive difese stanno avendo la meglio sui rispettivi fronti d'attacco. C'è stata una conclusione di Floccari, il numero 10 della formazione estense, la palla è terminata di poco sul fondo. Adesso attacca ancora la formazione spallina, ma il Novara può ripartire in contropiede. Galabinov viene fermato quasi al limite dell'area di rigore, la palla controllata dalla formazione spallina con Mora, da questi a Castagnetti, sta per intervenire Floccari, il tocco di Floccari spostato sul settore di sinistra, l'appoggio per Coda, il tiro e la grandissima deviazione di pugno di Da Costa che salva il risultato mettendo il pallone in calcio d'angolo. Azione più pericolosa della partita, tiro di Mora con grande deviazione di Da Costa in calcio d'angolo. Siamo al 9° minuto della ripresa, situazione di parità, Spal 0, Novara 0. Torniamo da Zennaro a Verona. Dell'Ascoli, attenzione, calcio di rigore in favore della Spal, è finito a terra Antenucci. Il direttore di gara, il signor Pezzuto della sezione di Lecce, ha indicato il dischetto, fra poco il tentativo di trasformazione. A te Lucido. Sentiamo a che punto è il rigore di Ferrara, Dotto. Sì, tutto è pronto per questo tentativo di trasformazione affidato a Mirko Antenucci, il numero 7 della Spal, il goleador insieme a Floccari. La rincorsa di Antenucci contro Da Costa che sta perdendo un po' di tempo. Adesso vanno a disturbare il tentativo di attacco da parte di Antenucci, che aveva sistemato il pallone nel dischetto del rigore. Un giocatore del Novara glielo ha leggermente spostato. La rincorsa di Antenucci contro Da Costa, parte il tiro e il gol. In vantaggio dunque la Spal 1, Novara 0, delirio allo stadio Paolo Mazza, delirio naturalmente sportivo. Spal dunque in vantaggio sul Novara grazie a questo calcio di rigore trasformato esattamente al 15° minuto del secondo tempo da Mirko Antenucci. Spal 1, Novara 0. A Ferrara siamo al 17° del secondo tempo, da 2 minuti in vantaggio la Spal sul Novara grazie al calcio di rigore trasformato da Mirko Antenucci. Per Antenucci 13° gol stagionale, 4º rigore trasformato, un attaccante di
qualità, un attaccante di razza insieme a Floccari, il puntello della formazione spallina. Adesso però attacca il Novara in possesso di palla con Galabinov, la conclusione di Galabinov respinta da Vicari, poi Galabinov, il possente attaccante bulgaro, commette fallo ai danni del giocatore romano, finisce a terra Vicari, calcio di punizione in favore della Spal che ha messo a profitto il suo secondo tempo arrembante. C'è stato un contatto in area di rigore, l'arbitro ha indicato il dischetto, la trasformazione con un secco rasoterra, secco e preciso da parte di Mirko Antenucci. Ma attenzione al Novara con Galabinov, sta per entrare in campo Cinelli, viene fermato ancora da una sontuosa deviazione di Vicari. 18° minuto del secondo tempo a Ferrara, Spal 1, Novara 0, Verona. Roma 1, Lazio 2, Dotto. Grazie Delfino, prendiamo la linea quando siamo giunti al 26° minuto del secondo tempo, situazione variata, Spal in vantaggio per una rete a 0 sul Novara, ma Spal che si è divorata il punto del 2-0, in contropiede è andato via Costa, a tu per tu con il portiere Da Costa, calciato alto sulla traversa. Nel frattempo c'è una sostituzione nella formazione di casa, fuori Schiattarella, dentro Arini, centrocampista per un centrocampista tatticamente non cambia nulla, sta decidendo una pennellata, quella di Antenucci sul calcio di rigore, una pennellata degna dei grandi pittori ferraresi Cosmetura, Dosso Dossi o Benvenuto Tisi, detto il Garoppo. Fischia Galabinov del Novara che aveva fatto finta di essersi infortunato, adesso il direttore di gara cerca di riportare la calma con una rimessa laterale in favore della formazione ferrarese. Siamo al 27° minuto del secondo tempo, applausi scroscianti per Schiattarella, sta per entrare in campo Arini, Spal 1, Novara 0. Ricordiamo che la Spal ha agganciato al momento il Frosinone in vetta alla classifica a quota 61 punti. Linea Verona. 91° a Ferrara, sempre 1-0 per la Spal sul Novara, si giocherà sino al 95° per effetto dei 5 minuti di recupero decisi dal signor Pezzuto della sezione di Lecce, che poco fa ha comandato un calcio di punizione dal limite in favore del Novara, conclusione sprecata da Sansone, palla respinta dalla barriera. Attacca adesso la Spal con Mora, il tocco per Pisano che ha fallito il punto del c'è il punto del 2-0. Spal 2, Novara 0 e a questo punto la partita va in archivio perché mancano 3 minuti e mezzo al 95°. Spal 2, Novara 0, 2-0 il risultato, con il raddoppio che è stato siglato da Schiavon, che era appena entrato in campo al posto di Castagnetti. Sulla deviazione di Mora è intervenuto Schiavon, che ha anticipato anche Floccari e ha messo il pallone in rete per il 2-0 finale, perché proprio adesso il direttore di gara Pezzuto di Lecce manda le squadre definitivamente negli spogliatoi. Vittoria importantissima per la Spal, gol di Antenucci e di Schiavon nel secondo tempo. La Spal, per effetto di questo risultato, aggancia il Frosinone in vetta alla classifica. Consideriamo conclusi i collegamenti dallo stadio Paolo Mazza. Vi ricordo soltanto il risultato finale: a Ferrara Spal 2, Novara 0 e linea Corsini.